Zaia è diventato ministro e poi governatore del Veneto per meriti altrui e ora ha le mani legate. Per quello non si è opposto alla mia cancellazione dalla Lega. Flavio Tosi attacca duro l'avversario alle regionali proprio alla vigilia dell'arrivo nella sua città di Matteo Salvini. Non sarà un sabato qualunque per il segretario federale a Verona e provincia, dato che si sono appena dimessi dalla Lega Nord l'assessore comunale Luigi Pisa e il vicepresidente della terza circoscrizione cittadina Angelo Fermo. Non sarà un sabato qualunque per Salvini, anche perché da poche ore, a qualche decina di chilometri a est di Verona, si è dimesso in blocco l'intero direttivo provinciale della Lega Nord del Veneto orientale. Preso atto del commissariamento della Liga Veneta, dell'esautoramento dei direttivi provinciali sulle scelte delle candidature per le elezioni regionali, non condividendo le strategie politiche e le scelte in atto nella Lega Nord in tutti i livelli interni, si legge in un comunicato, i componenti rassegnano le irrevocabili dimissioni dal proprio ruolo. Una emorragia verde lega che diventa trasfusione di adesioni al movimento di Flavio Tosi e a quell'area popolare moderata che comprende anche UDC e NCD. Vedo ovviamente dal nostro punto di vista in Tosi la possibilità di un amministratore capace di realizzare quelle potenzialità del Veneto che in certa misura negli ultimi anni sono risultate inespresse. Tosi intanto si dice pronto a un confronto con Zaia, quando vuole anche ieri, oggi, domani, ha detto alle agenzie. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa dell'uscita dell'Italia dall'euro, come sostiene da tempo proprio Matteo Salvini.